Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, siamo su F1 Challenge stagione 1976, una delle stagioni più famose della Formula 1. Allora ragazzi, purtroppo non posso fare la previsione di Baku perché su GP4 non c'è il tracciato. E allora ho detto facciamo una super mod del passato che mi avete chiesto in tanti, vai di 1976, grandissimo duello tra Niki Lauda e James Hunt. Sto mondiale l'ha vinto Hunt su McLaren, però ha sfruttato anche l'occasione perché aveva molti punti di svantaggio e eh, Niki Lauda ha fatto un incidente spaventoso, intrappolato tra le fiamme, l'ha lasciato anche sfigurato. Purtroppo possiamo vedere ancora adesso il volto di Niki, insomma così, e quindi Hunt ha recuperato diversi punti ed è riuscito all'ultima gara qui al Fuji a vincere sotto il diluvio, dove Lauda si è anche ritirato perché secondo lui la gara era pericolosa e Hunt è riuscito a prendere i punti necessari per vincere il primo e unico titolo mondiale. Ok ragazzi, Gran Premio di Fuji, sesto posto per il Cume. Beh ragazzi, 7 giri in un tracciato molto particolare. Sì raga, non posso fare più giri su sta mod perché le macchine, le monoposto sono veramente difficili da guidare, è uno stress indescrivibile, siamo anche col volante. Quando ci sono i nomi di tutti i piloti, mamma mia. Quella prendo lunga, vabbè. Adesso recuperiamo. Dai che recuperiamo adesso. Guarda, Watson. Mamma mia. Cambio bloccato, mamma mia quanti è, chiaramente i danni sono progressivi, quindi è chiaro che tutto diciamo in scala. Siamo settimi ragazzi, siamo indietro, cazzo. Problemi per l'altra McLaren, mamma mia. Per poco lo toccavo. Cioè ragazzi avete visto? Cioè, è difficilissimo tenerle. È difficilissimo tenerle. Quanti incidenti ragazzi, non siamo lontani. Non siamo lontani. Ma devo guidare al perfetto però. Bravo la Fit. Mamma mia, sto facendo degli sforzi disumani, fioi. Non è che possiamo superarlo Watson. Madonna, ma cosa fa? Un porco Watson. Grande. Molto bene. C'è tracciato stranissimo, ragazzi, come potete vedere. Ah, qua ho dovuto mollare un po' l'acceleratore. Ok. Purtroppo non ho i specchietti in questa visuale perché l'altra non riesco proprio a usarla. Tanto Niki Lauda sarà in testa. Sì, doppietta Ferrari. Il carburante non è tantissimo, l'ho messo proprio giusto, speriamo bene. Mi fa piacere. Non riusciamo a recuperare. Questo tracciato non è che lo... È la prima volta che lo guido. Ma porca puttana. La sospensione di Fittipaldi si è ritirato. Mamma mia raga. È durissima. È veramente dura raga, faccio una fatica immensa. Siamo tornati settimi purtroppo. Dopo interna l'ho presa qua.
Quanto mancano? Dai, possiamo ancora recuperare. Ma ci becchiamo la scia intanto di Watson. Dai Kume, dai Kume, dai Kume, dai Kume, dai Kume. Watson, Lo so che sono settimo. Reutemann, Dai vecchio Kume. Bello questo, e che lo sorpassiamo. Bellissimo. Gran sorpasso. Torniamo a caccia del Depa. Del Depa. Però mancano pochi giri purtroppo. Se potevo metterne qualcuno in più perché non è lunga sta gara, vabbè. Vado sullo sfondo, il Monte Fuji. Non riesco a prenderla in pieno. Sto facendo i miracoli ragazzi, ve lo giuro. Sto tentando l'impossibile. Niente. Non se riusciamo a recuperare qualche posizione almeno. Mamma mia, frena. Bloccaggio di merda. Che bloccaggio di merda. No. Ma come la forza centrifuga mi porta a sinistra. Le curve più difficili. Niente, il Depa non lo prendiamo. Mamma mia, oh. Soltanto il livello di difficoltà è anche difficile ragazzi, ormai gioco cioè è un livello comunque stracompetitivo. Bene, la Ferrari è pronta ai box, perfetto. Qualcuno si è distrutto e godo. Vediamo se è Lauda o Regazzoni. Lauda, Ciao, ciao Niki. Siamo quinti. Price, Cazzo, Price. Tom Price. Purtroppo è mancato qualche anno dopo un incidente spaventoso in Sudafrica. Ci sono anche delle immagini su YouTube. Qualcosa di spaventoso l'incidente di Tom Price. La prima volta che l'ho visto mi sono venuti i brividi. Jarier, Madonna, guarda quanti problemi meccanici in quegli anni. Quanti problemi meccanici. Che culo però Lauda ai box. Jarier, Siamo in 32 ragazzi. Alan Jones, Tanti ritiri perché sono progressivi, ricordo ragazzi, sono in proporzione ai numero di giri. Che la macchina è a posto. Final lap. Però Scheckter, il Depa non lo prendiamo, eh. E anche il Regazzoni ha problemi. Siamo quarti. Quanto godo. Depailler, Grandi. Cazzo, le Ferrari disastrose, erano prime e seconde. Tutte e due i box. Regazzoni non è quinto. Mamma mia. Carlos Pace, Grande Carlo Pace. Pace, Mamma mia. Carlos Pace, Non so mica a prenderlo sto stronzo, eh. Cos'è la Tyrrell? Vabbè, quarto, è andato anche bene alla fine, dai. Già finire la gara è stato positivo. Già tenerla mi rende soddisfatto. Oh yes. Quarto posto per il Kume.
Buono, buono, buono. Very good. Jody Scheckter. Scheckter, Andretti, De Palier e Mario Veneziano. Andretti. Guardala che figa, guardala che figa. Mi fa piacere. Ok, Della gara diamo un'occhiata ai risultati. perfetto. Jody Scheckter. Vediamo i ritirati. Madonna, vabbè. Carlos Mario Pace, Andretti. Jean-Pierre Jarier, Alain Jones, Esami, Hert, Fittipaldi, Max Nilsson, Jack Hicks, Brett Lunger, Alessandro Pesenti Rossi, Ingo Hoffman. Neanche tanti in realtà. Watson. Le Ferrari chiudono seste e settime. Lauda. Ok ragazzi, questa volta è andata un buon quarto posto, abbiamo sfruttato la Ferrari che probabilmente sono andati ai box, non so, per problemi leggeri, però comunque anche loro problemi, ci è andata bene. Questo è il grande James Hunt. Prossima mod, voglio invece fare una mod per gli anni d'oro della Ferrari, quindi penso che ci spariamo l'ultimo mondiale vinto da Schumi, quindi il 2004. E niente raga, un saluto dal commentario veneziano. Ciao!